Oggi tracceremo delle linee programmatiche che intendiamo seguire. Il Consorzio di che cosa si occupa? Si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia e quello che si vuole perseguire è una utilizzazione di questi beni che sia un fattore di crescita socio-economica per il territorio. Si deve dare, attraverso un'utilizzazione effettiva e seria di questi beni, la possibilità di creare realmente nuove possibilità di lavoro e durature possibilità di lavoro. Se si riuscirà a fare questo, indubbiamente ne riuscirà pure rafforzata quello che è il consenso popolare alla lotta dello Stato nei confronti della mafia. Questo tema indubbiamente è così importante attraverso cosa passa? Passa attraverso una progettazione cosiddetta integrata. Vi sono diverse fonti di finanziamento che consentono di realizzare dei progetti per l'utilizzazione a fini sociali di questi beni. L'idea è quella di proseguire per certi versi e sotto altri intraprendere e intensificare le iniziative che sono state già avanzate in precedenza e soprattutto affidarsi al sistema cooperativistico che proprio consente di raggiungere quindi fini sociali nella gestione. Si pensa ad un concetto moderno che sta tanto andando in auge, che è quello dell'agricoltura sociale. Che significa agricoltura sociale? L'agricoltura sociale fa riferimento a quelle che sono le multifunzionalità dell'agricoltura e prima fra tutte quelle più edificanti l'inclusione sociale. Si pensa di inserire sia persone svantaggiate, disabili, e non solo nel contesto sociale ma anche nel contesto lavorativo. Molti beni sono di natura agricola, di terreni agricoli, quindi bisogna riporre al centro di questa economia. Allora, per quanto riguarda la gestione dei beni confiscati c'è il Consorzio Legalità e Sviluppo, c'è stato un rinnovamento degli organi del Consiglio di amministrazione, la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Sindaci. E questo momento è un momento importante di insediamento dei nuovi organi all'interno dei quali poter tracciare poi quelle che sono le linee programmatiche che saranno sempre, rispetto alle quali la Prefettura sarà assolutamente sempre accanto, tant'è che all'interno del Consiglio di amministrazione c'è un rappresentante della Prefettura. Seguiremo queste linee programmatiche e daremo tutto l'ausilio necessario perché poi questa gestione dei beni confiscati, che sapete è stata anche al centro tra le varie tematiche della recente visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia che c'è stata qui ad Agrigento, si è parlato anche ovviamente della gestione dei beni confiscati. Ci sono state in passato alcune difficoltà, ma proprio questo è un momento si ricomincia, come se fosse una nuova primavera, quindi un nuovo spirito, una nuova lena, un nuovo impulso a questo delicato ma importante segmento di attività.